sia basta parole ma fatti. Accanto a me c'è Franco Manzato, assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Grazie Franco Manzato di essere qui con noi. Grazie per l'invito. Allora, parliamo di un argomento che in teoria dovrebbe far tremare i polsi, perché si parla di aiuti, si parla di 1 miliardo e 184 milioni di euro che dovrebbero piovere sul Veneto e sugli agricoltori che hanno idee e soprattutto hanno voglia di rimboccarsi le maniche e coltivare o comunque dedicarsi all'agricoltura. Esattamente di cosa si tratta? Ma si tratta del nuovo piano di sviluppo rurale. Sono, come dice lei, 1 miliardo e 184 milioni di euro di investimento sul mondo agricolo per l'anno 2014-2020, quindi 7 anni di investimenti per rendere tutto il sistema imprenditoriale agricolo competitivo. Come saranno distribuiti? Ma stiamo costruendo in questi giorni appunto il piano e quindi passeremo dalle 132 linee di investimento a 44 linee di investimento, cioè facciamo una ridistribuzione molto serrata e anche quindi una semplificazione delle procedure per ricevere questi finanziamenti. Saranno delle linee di finanziamento che andranno alle imprese agricole, agli imprenditori, ai giovani che vogliono intervenire per la promozione, per il mantenimento del suolo, dell'ambiente, del paesaggio, quindi una linea di investimenti che in qualche modo possono rendere le aziende competitive nei prossimi 7 anni. Ecco, la novità di questo piano è che ci saranno più beneficiari privati. Ecco, coloro che si ricordano del piano precedente e si ricordano che hanno beneficiato poco perché c'erano molti enti pubblici, in realtà ora sarà diverso. Sì, sono le scelte strategiche che abbiamo fatto anche insieme al tavolo verde, cioè il tavolo che è composto dalle associazioni di categoria. Abbiamo scelto di appunto ridurre il numero delle misure e togliere tutti i beneficiari, la maggior parte pubblici e parapubblici, che in qualche modo drenavano le risorse destinate all'agricoltura. Quindi si passerà da un vecchio piano di sviluppo rurale che prevedeva circa 450 milioni di euro di investimento alle imprese agricole dirette a 800 milioni di euro, quindi molti servizi non solamente legati all'agricoltura ma anche di mantenimento del territorio saranno effettuati da privati, questo anche per dare possibilità ai privati di stare nel mercato, di guadagnare e quindi in momento di difficoltà fare anche un'opera sociale importante. Quindi davvero lanciamo un appello a chi ci sta ascoltando che magari ha perso il lavoro, questa è un'opportunità da non perdere se magari ha ereditato qualche appezzamento di terreno o ha intenzione di acquistarlo, perché davvero c'è la possibilità di guadagnare davvero molto attraverso questi aiuti regionali che saranno spalmati, lo diciamo, nei prossimi 6 anni. Ci fermiamo qui, ma seguiteci perché nel corso dei prossimi giorni affronteremo meglio questa questione categoria per categoria.